in attesa di apertura del bypass del ponte della Priula, che era stato chiuso per i danni della piana del Piave. I sindaci tirano un sospiro di sollievo dopo giorni difficili per il traffico, lavoro record di ANAS in 8 giorni. Montagna devastata, stamane la visita del Presidente del Senato Casellati nei luoghi più colpiti ad accompagnare il governatore Zaia, che ribadisce servono i fondi ma anche un piano d'azione. Luxottica regalerà la totalità degli stipendi di oltre 8.000 dipendenti degli stabilimenti di Agordo, Cencenighe, Sedico e Pederobba. Erano stati costretti a casa dal fermo degli impianti per gli effetti del maltempo. Giovani trevigiani disposti a prestare la carta d'identità per denaro a immigrati clandestini diretti in Gran Bretagna, 19 indagati. La futura apertura della pedemontana, la strada ovest dovrà necessariamente cambiare volto per evitare la congestione del traffico. I comuni di Treviso e Villorba lavorano per cambiare volto all'arteria. Si era tuffato nudo nel Cagnale ai Buranelli, la lettera di scuse scritta dal giovane non cancella la maxi multa da 10.000 euro, il sindaco dice troppo tardi. Grande guerra, un intero paese, Zero Branco si è mobilitato per cercare di ricordare i suoi caduti, foto e testimonianze per i familiari dei soldati morti nelle trincee. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, dopo i danni causati dalla piena del Piave, nel pomeriggio è riaperta finalmente la viabilità del Bailey, del ponte provvisorio, la viabilità, il bypass di Ponte della Priula, che consente dunque il collegamento tra Susegana e Nervesa. Dopo giorni in cui la Marca era divisa in due, sindaci che tirano un sospiro di sollievo dopo le difficoltà per il traffico in questi giorni e Zaia che plaude l'intervento di ANAS in appena 8 giorni. Ripristino in 8 giorni del ponte Bailey come promesso e fine dell'incubo traffico per i comuni che si erano visti riversare in strada i veicoli. Solo 8 giorni il tempo servito ad ANAS per riaprire al transito il percorso provvisorio al ponte della Priula e consentire il collegamento delle sponde fra Susegana e Nervesa della Battaglia, riuscendo in tempi decisamente brevi a ripristinare il manto stradale danneggiato dalla piena del fiume Piave a causa dell'ondata di maltempo della settimana scorsa. Il tracciato era stato già chiuso al traffico in via precauzionale nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse e sin da subito ANAS aveva movimentato personale e mezzi d'opera per avviare le attività di ripristino della sede stradale spazzata via dall'onda di piena. Oggi alle 15 l'apertura ufficiale dopo che la Marca era stata divisa in due per 14 giorni. I miei complimenti vanno ad ANAS, gli uomini e donne dell'ANAS che hanno dimostrato pancia a terra di lavorare, come dico sempre io. In 8 giorni, nonostante il brutto tempo, sono riusciti a riaprirlo e penso che solo i messaggi che mi sono arrivati da ieri sera da parte dei cittadini di ringraziamento li giro tutti ad ANAS. Già nella giornata di giovedì era iniziato l'avvio dell'asfaltatura del tracciato provvisorio di collegamento al ponte Bailey, proseguita per tutta la giornata di ieri. Un intervento fortemente chiesto da una ventina di sindaci che sabato scorso erano scesi in strada. Maserada contava 2 incidenti al giorno nel suo territorio durante questi giorni di aumento esponenziale del traffico, ma era anche una questione di disagi per il trasporto legato ad aziende e lavoratori. A guidare la marcia di sabato scorso era stato il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa. Eravamo preoccupatissimi perché ogni giorno sono migliaia di euro che vanno via in economia, ci sono supermercati vuoti, negozi vuoti, famiglie che hanno i figli che non sanno come raggiungere la scuola, cioè non è una viabilità di poco conto. Visibile la soddisfazione anche di molti automobilisti costretti in questi giorni a lunghi tragetti sostitutivi. Decisamente contento perché i chilometri da fare erano parecchi e il problema per la provincia era molto difficile da gestire. Solo qualche ora prima, l'avete visto, il governatore Zaia sul bypass del ponte della Priula ha riaperto, solo qualche ora prima era ancora una volta nella montagna devastata dal maltempo e oggi per accompagnare in sopralluogo il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Loro stanno Da governatore a Cicerone, lo ha usato lui stesso stamane questo paragone, ne avrebbe volentieri fatto a meno, forse. Cicerone o forse ancora meglio un Virgilio che porta i suoi Dante a far vedere l'inferno, quello della montagna. Oggi è il giorno del Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, lo Stato che in questi giorni si muove nella montagna ferita. L'obiettivo è chiaro, non spegnere i riflettori.
Questo è il grande rischio di un po' di tutte le tragedie, no? Chiodo scaccia chiodo, quindi dobbiamo evitare che questo accada. Ma io so come fare a tenere alta l'attenzione, anche perché qui i boschi ce li abbiamo tutti a terra, i cittadini stanno sparando fango e detriti e i danni ci sono visibili, non ce li dobbiamo inventare. Intanto la montagna grida, quei 250 milioni promessi a breve dal governo, ma per tutta Italia non bastano, al Veneto in ginocchio. Ci saranno altri stanziamenti, immagino che poi si andrà a rimpinguare questa cifra e del resto è passata una sola settimana o poco di più dall'evento. Noi abbiamo danni per 1 miliardo, poi è pur vero che dovremo fare una contabilità che sia precisa, quindi la faremo proprio nelle prossime settimane. Dall'altro sono fiducioso perché esponenti del governo e anche chi non è nel governo sono tutti impegnati affinché il Veneto possa avere il suo ristoro. Io direi che è fondamentale intervenire nelle proprietà private, nel patrimonio pubblico da subito e ovviamente mettere giù un piano d'azione, quello che stiamo facendo in queste ore, per aggredire tutto il problema dei boschi. Abbiamo 100.000 ettari di boschi a terra. I sindaci chiedono a Roma di fare più sforzi per il Veneto. Zaia promette saremo sentinelle e soprattutto sa quale carattere possono mostrare i veneti. Siamo specializzati a trasformare i problemi in risorse. E lo dobbiamo fare anche in questo caso, è un momento di valorizzazione della montagna, debbono arrivare le risorse e non ci siamo fatti trovare impreparati, a parte con l'emergenza e quindi come siamo intervenuti, e questo tutti ce lo riconoscono, ma anche rispetto alla montagna, mondiali di sci, Olimpiadi e molto dibattito sulla montagna, quindi non si dica che la montagna è dimenticata perché se no mi arrabbio. In attesa dei fondi, ripartire in tutti i modi, anche e soprattutto sostenendo la montagna. Una forma di volontariato e di donazione è anche quella di venire in Veneto. Lo dico a tutti quelli che magari hanno problemi per versare €1 perché non sanno chi se lo mangerà sto euro, che hanno avuto problemi perché tecnicamente e logisticamente non arrivavano qui, c'è un'ultima chance, venire qui a consumare in Veneto, soprattutto e in particolar modo nelle zone che hanno avuto la tragedia. L'abbiamo vista con Zaia dunque il presidente Casellati che si è detta sconvolta per quello che ha visto, un colpo al cuore per luoghi che ben conosce e promette un pressing sul governo per i fondi e gli aiuti. Qui c'è un popolo veneto, la nostra gente, che è davvero encomiabile, non piange, lavora, si dà da fare, ma questo non può e non deve essere un alibi perché non ci siano poi sussidi forti da parte dello Stato. Segue Zaia, segue il sindaco di Roccapietore, segue la protezione civile, parla con la gente e soprattutto vede. Da Roma il ritorno nel suo Veneto per il Presidente del Senato, luoghi che conosce, che frequenta e che non riconosce più. È sconvolgente nel senso che le immagini televisive piuttosto che le riproduzioni fotografiche sui giornali non rappresentano lo scenario che io oggi ho visto. Il Veneto è una terra purtroppo ferita e questa ferita va sanata, nel senso che i soccorsi sono stati straordinari, eccezionali. Ho visto che già molte strade sono state riaperte, ma la devastazione è enorme. La sua presenza qui serve proprio a questo, fare da megafono a Roma. Sarà un pungolo per il governo, dice, per i fondi, ma non solo. Staremo dietro alla questione dei fondi che devono essere erogati da parte dello Stato, perché qui c'è una priorità assoluta. Noi dobbiamo restituire alle nostre famiglie, alle nostre imprese una normalità, una gestione di vita normale. Anche per questo io ho già proposto una commissione di indagine, l'istituzione di una commissione di indagine perché faccia una mappatura di quelle che sono le zone a rischio. Fare presto e subito, la montagna aspetta. Abbiamo bisogno di un importante aiuto da parte dello Stato che deve mettere nell'agenda politica come priorità la ricostruzione di questi territori. Luxottica integrerà la totalità degli stipendi di oltre 8.000 dipendenti degli stabilimenti di Agordo, Cencenighe e Sedico in provincia di Belluno, ma anche quello trevigiano di Pederobba, costretti a casa dal fermo degli impianti per gli effetti del maltempo nelle 3 giornate di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 ottobre e assoggettati al regime di cassa integrazione. Il rimborso della quota di stipendio non coperta dall'istituto previdenziale sarà dunque riconosciuto dall'azienda che ha condiviso l'iniziativa con i sindacati e sarà previsto per tutti i lavoratori direttamente nella busta paga di dicembre. Ancora iniziative, l'avevamo annunciato proprio nei giorni
del disastro. Prende corpo sempre di più il progetto di Asco Trade di donare per l'altopiano di Asiago 2000 alberi appunto destinati all'altopiano ferito. L'ultimo step del progetto degli alberi previsto per il 2019, che avevamo deciso di destinare alla città di Vicenza, il Consiglio di amministrazione ha deciso di destinarli all'altopiano di Asiago. L'annuncio del presidente di Asco Trade Stefano Busolin dal palco della Fiera Ecomondo di Rimini, dove l'azienda di fornitura di energia ha presentato il progetto La Fabbrica dell'Aria, realizzato in collaborazione con Azero CO2. Di fronte alla devastazione delle montagne venete, l'idea, nata spontaneamente, di aiutare l'altopiano dei 7 comuni. In quest'area noi pianteremo 2000 alberi che non risolvono il problema, ma danno un segnale straordinario che i veneti sono vicini ai veneti che stanno soffrendo, ed è un segnale che vogliamo dare anche alle altre società. Come già avvenuto dopo l'alluvione del 2010, nei prossimi giorni il CDA si riunirà per deliberare anche lo stanziamento di una somma ancora da stabilire, da devolvere ai territori gravemente colpiti dal maltempo attraverso il conto corrente istituito dalla Regione Veneto. Ma la Fabbrica dell'Aria, avviata nel 2010 a Pordenone, continua a destinare contemporaneamente anche nuovi alberi a città e piccoli comuni. Sia il capoluogo della Marca Treviso che il comune di Morgano riceveranno in dono 1000 piante ciascuno. Abbiamo selezionato attraverso il contributo dei nostri tecnici e dei nostri amministratori un'area verde che intendevamo riqualificare come amministrazione, e questo progetto è capitato assolutamente ad hoc. 1000 alberi verranno piantati sul territorio comunale e andranno parzialmente a riqualificare quest'area di 10.000 metri. La restante area aspetta a noi. Ring lunedì prossimo tornerà a parlare, come ha fatto anche queste settimane, della montagna devastata. Fate presto è il titolo della puntata di lunedì prossimo, come sempre dalle 21:15, una puntata davvero speciale perché ci collegheremo con la piazza di Rocca Pietore, comune simbolo di questa devastazione, per dare voce a voi, proprio ai cittadini colpiti dal tornado che ha devastato il Veneto e il Bellunese in particolare. Daremo spazio dunque a voi, alle vostre voci, alle voci dei cittadini e degli imprenditori che vorranno intervenire in diretta per raccontare i disagi e fare tutte le loro richieste. Quindi appuntamento 21:15, Ring con il collegamento da Rocca Pietore. Adesso chiudiamo la pagina della devastazione in montagna, del maltempo, la cronaca con queste carte d'identità affittate a clandestini. Ci sono 19 indagati a Treviso. 19 giovani trevigiani indagati con la pesante accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Italia alla Gran Bretagna e concorso in contraffazione di documenti di identità validi per l'espatrio. A finire sotto inchiesta per il contenuto di una serie di intercettazioni telefoniche giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che ora rischiano condanne fino a 15 anni. Si tratta di un'indagine legata a una precedente operazione coordinata dalla Procura di Venezia che aveva smascherato un'organizzazione composta da 9 albanesi residenti in provincia di Treviso, che gestiva il traffico di cittadini irregolari. Il ruolo dei giovani trevigiani sarebbe stato quello di affittare o vendere le carte d'identità per un prezzo che poteva andare dai 50 ai 200 euro. Il documento veniva contraffatto sostituendo la foto originale con quella dell'albanese diretto in Gran Bretagna, quindi il documento veniva riconsegnato al legittimo proprietario. Alcuni dei clandestini si sarebbero imbarcati verso il Regno Unito dall'aeroporto Canova di Treviso, ma anche da quello di Verona e dal Marco Polo di Venezia. Ritrovato senza vita il corpo del 57enne di Maserata, del quale i familiari ieri sera avevano denunciato la scomparsa. Dopo ore di ricerche, prima è stata rinvenuta la bicicletta dell'uomo in via Medaglia d'Oro, poi 200 metri più a valle, riverso nel fiume Piave, il corpo dell'uomo. Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri che, come vediamo, sono intervenuti dopo il ritrovamento del 57enne di Maserata. Adesso parliamo di Viale della Repubblica, arteria importante tra Treviso e Villorba, ed è un'arteria da ripensare, riqualificare anche in vista dell'apertura futura della Pedemontana Veneta. Ora Viale della Repubblica e fu strada ovest per tutti i trevigiani, ma in entrambe le connotazioni, strada e viale, c'è un errore di fondo. Questa è diventata una tangenziale a tutti gli effetti, senza averne, diciamo, una connotazione reale. Congestionato dal traffico, costellato dalla difficile convivenza tra attività commerciali, industriali e residenziali, Viale della Repubblica, con l'apertura della superstrada Pedemontana Veneta, vedrà un ulteriore notevole incremento del traffico, del quale ancora si fatica a prevedere la portata. Quel che è certo è che l'intera viabilità di quest'area dovrà essere rivista. Treviso e Villorba ci stanno già pensando.
si farà uno studio complessivo della viabilità legata anche a divieti d'accesso, divieti di svolta, perché altrimenti rischiamo che bloccando una parte, ma qui ovviamente l'assessore di competenza è De Checchi potrebbe essere più esaustivo, rischiamo che bloccando una parte riversiamo il traffico in un'altra parte. È evidente che un aumento del flusso di traffico ci sarà, ed è per questo che è assolutamente importante e indispensabile, nonché attualissimo, il tema della riorganizzazione del tutto il transito veicolare su strada Ovest, che deve essere magari più lento ma sempre fluido. Rotatori agli incroci come quelli con via San Pelaio e via Ellero, che già oggi creano lunghe code, e sensi unici o mini put per gli altri punti critici sono le ipotesi che verranno studiate per rendere più scorrevole la viabilità, che attualmente conta 27.000 transiti al giorno. E poi il problema vero ce l'abbiamo a Carità, dove c'è il semaforo davanti al municipio, e lì bisogna che ANAS capisca che si deve fare un intervento solutorio in tempi brevissimi, proprio per evitare che il semaforo di Carità diventi il tappo. Aspetti emersi a margine dell'inaugurazione del nuovo servizio di bike sharing all'Estiore, inserito all'interno del progetto Remedio, studiato con ARPAV per riqualificare strada Ovest. Il bike sharing è il primo passo per questo, cioè dare la possibilità anche a strada Ovest, come in altre molte postazioni del centro, di avere la possibilità di arrivare qui e utilizzare delle biciclette con un noleggio a basso costo. Sarà tuffato nudo, lo ricorderete, nel Cagnana e Buranelli, il caso sollevato proprio da Antenna 3, le scuse attraverso una lettera del giovane responsabile di quel gesto per il sindaco Conte sono arrivate troppo tardi. L'accusa è di atti osceni in luogo pubblico e la sanzione che ora gli è arrivata a casa è di quelle che pesano 10.000 euro. Così il giovane di Silea, protagonista lo scorso 1° settembre del tuffo nudo ai Buranelli, ha preso carta e penna ed ha scritto una lettera di scuse al primo cittadino. Lo studente 23enne definisce imbecille la bravata di quella notte, quando con alcuni amici festeggiò la fine degli esami all'università, ma ribadisce di non aver avuto alcuna intenzione di offendere la città di Treviso e di suoi abitanti, anche perché se il gesto non fosse stato ripreso con un cellulare e poi diffuso in rete, nessuno se ne sarebbe accorto. Insomma, sono stato un imbecille, ma 10.000 euro sono troppi, il succo della missiva. Oggi risponde il sindaco di Treviso, che all'indomani dell'episodio e dell'individuazione del gruppetto di ragazzi grazie alle immagini della videosorveglianza, in più occasioni l'aveva invitato a presentarsi spontaneamente ai vigili e a scusarsi. È stato chiamato più volte e purtroppo l'atteggiamento che in quella fase ha assunto non è stato di collaborazione, e quindi l'iter è iniziato come gli era stato preavvisato. Oggi capisco che apprezzo anche questa lettera, ma è un po' tardi francamente, e tra l'altro non ho nemmeno gli strumenti e non credo comunque che sia giusto fermarla. La sanzione dunque non si può bloccare e le scuse, seppur bene accette, sono fuori tempo massimo. L'unica cosa che posso impegnarmi anche a fronte comunque di questa lettera, seppur tardiva, che ho apprezzato, è quella di dire che mi impegnerò a investire i soldi di quella multa per corsi di educazione civica e politiche legate ai giovani. Quindi lo invito a non vederla come una sanzione, ma un investimento che lui fa per se stesso e per i giovani e per crescere con un'educazione diversa. La CGIL di Treviso si mobilita contro il disegno di legge Pillon e in difesa della legge 194, stamane il volantinaggio in città. Gazebo e volantinaggio a Largo Manzoni in occasione del mercato cittadino. Anche a Treviso la CGIL scende in piazza per sostenere la mobilitazione lanciata da Donne in Rete contro il disegno di legge del senatore leghista Pillon in materia di separazione ed affido, attualmente in discussione a Palazzo Madama. Contestualmente la CGIL ha avviato la campagna di comunicazione sulla legge 194. La messa in stato d'accusa della legge, che prevede tra le altre misure anche l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, sono, secondo il sindacato, due facce della stessa medaglia. Stiamo sostenendo la campagna che la CGIL ha iniziato circa una ventina di giorni fa con appunto il sostegno alla legge 194. È nostro interesse diffondere l'informazione e sensibilizzare le persone su questa tematica, soprattutto visto anche gli ultimi avvenimenti e soprattutto anche per il discorso del decreto Pillon che è uscito, che mette in discussione la legge 194. Pochi istanti di pubblicità, poi ci ritroviamo qui fra pochissimo.
Parliamo di arte e della conclusione del restauro dell'affresco di San Michele Arcangelo che combatte Satana nella chiesa di San Nicolò a Treviso. San Michele Arcangelo che combatte contro Satana ha ritrovato nuova luce sulla colonna del Tempio di San Nicolò a Treviso. Il suo restauro, dopo 2 mesi di scrupoloso lavoro, è terminato. Abbiamo riacquistato una nuova lettura e i colori sono molto più luminosi. Un attento intervento finanziato dalla Round Table 35 di Treviso in collaborazione con il FAI Giovani. La scelta è ricaduta su questo affresco, sull'Arcangelo San Michele, per quale motivo? Perché rappresenta un esempio della nostra cultura. Noi siamo amanti di questo tipo di percorso filantropico. Questo è solo un piccolo passo di un percorso che stiamo cercando di intraprendere a livello sia della zona, quindi del nord-est, e più in generale a livello italiano, ben consapevoli che il nostro patrimonio artistico e culturale deve essere comunque rivitalizzato e valorizzato al meglio. L'affresco di San Michele Arcangelo, oltre all'inclemenza del tempo, ha dovuto anche fare i conti con un vero e proprio uso liturgico, dimostrato da segni che sono il risultato di una battitura prolungata con particolare accanimento nella figura del diavolo. Aveva soprattutto nella parte inferiore dei degradi importanti, la mancanza proprio del colore e delle lesioni, diciamo così, inferte proprio dai fedeli che si accanivano proprio contro la figura del diavolo. La Round Table è un'organizzazione no profit internazionale nata nel 1926 in Inghilterra, dedicata ai giovani lavoratori, imprenditori, uomini d'affari e di cultura. L'associazione ne intende promuovere l'amicizia, le intese personali e le iniziative di carattere filantropico a sostegno di realtà territoriali. L'obiettivo era quello di valorizzare un'opera all'interno della cinta muraria di Treviso e valorizzare nel suo insieme tutta la città. Siamo sport al basket, alla vigilia della sfida in trasferta contro Mantova. La De Longhi fa i conti con problemi di infermeria, ma questo, dice coach Menetti, non deve essere un alibi. Bisogna avere veramente la voglia e la fame di punti, ecco. Poi chi c'è deve essere pronto a combattere. Il mantra di coach Menetti è uno solo: non pensare all'infermeria e a chi potrebbe non essere della partita. La De Longhi è stata costruita per assorbire anche i colpi più difficili e deve dimostrarlo. Così, dopo la vittoria nel derby contro Verona, le emozioni per l'omaggio a Gilberto Benettone e il pensiero alle popolazioni della montagna devastata di questi giorni, è il momento di tuffarsi nella trasferta contro Mantova, contando assenze e rischi. Beh, di sicuro servirà una partita solida. Parlavo di compattezza, è quello che ci servirà, al di là di qualche problemino fisico che abbiamo, perché purtroppo all'infortunio di Antonutti e quelli di Epifani si è anche aggiunto un problema a Barnett, che non sappiamo ancora se sarà della partita, quindi a maggior ragione dobbiamo prendere questo momento anche un po' difficile sotto l'aspetto fisico per giocare una grande partita, perché la squadra sta lavorando bene. Mantova sarà con il sangue agli occhi dopo 2 sconfitte di fila, motivo in più per superarli, prima di tutto in durezza mentale. Dobbiamo sapere che troveremo una squadra particolarmente affamata, però dovremmo avere anche il piacere di metterli un po' sotto pressione, ecco. Quindi fargli capire subito che vogliamo giocarla e che ce la voleremo giocare fino in fondo e che quando sarà il momento bisogna avere quella fame e quella cattiveria per portare a casa 2 punti. Vedremo il percorso come ogni sabato con le vostre storie legate alla Grande Guerra e con le tante celebrazioni che sono tenute anche dopo il 4 novembre in ricordo della fine del conflitto. Questa sera vi raccontiamo una di queste storie, ma soprattutto la storia di un paese, Zero Branco, che è andato letteralmente a cercarsi i suoi caduti. Arturo Emilio, 28 anni. Basarda Giovanni, 38 anni. Baretta Giovanni, 31 anni. Basso Angelo, 32 anni. Sono i nomi di chi non è tornato dalla Grande Guerra. Soldati di una comunità che a distanza di 100 anni ha avuto il coraggio e la determinazione di non dimenticare, ma anzi di riscoprire chi c'era dietro a quei nomi incisi, come in molti altri comuni della Marca e del Veneto, nel locale monumento ai caduti. Eccoli i volti in questi pannelli che per diverso tempo sono stati esposti nella via principale del paese e che l'altra mattina sono stati consegnati in una sorta di passaggio del testimone nelle mani dei giovani studenti della locale scuola media. Per te chi è questa persona che tieni in mano? Un soldato che ha fatto la prima guerra mondiale ed era molto giovane. Secondo te la prima guerra a che cosa è servita?
A niente, perché alla fine ha portato solo a morti e vite perdute. Per te chi è questo Luigi Manente? È un giovane soldato morto in guerra e da portare molto rispetto. Siamo stati a Roma, a onor caduti, abbiamo recuperato dall'Albo d'Oro l'elenco dei nativi di Zaro Branco, sono 83 e di ognuno abbiamo ricostruito la propria storia attraverso documenti, archivi e informazioni varie. È vero che certe famiglie non sapevano di avere un caduto. Ma non solo, ma non sapevano neanche di avere parenti che avevano fatto la prima guerra mondiale. Perché aver ridato un volto, un luogo di nascita, ha ridato dignità ad un nome sbiadito dal tempo. E il primo a riconoscere come questo tratto di memoria familiare, ma anche collettiva, fosse cancellato, è stato il primo cittadino del paese. E restituiamo a ognuna di quelle 83 famiglie un pezzettino della loro storia. Dispiace ammetterlo, io stesso, quando ho visto i cartelli, ho scoperto che un fratello di mio nonno, morto a 20 anni, del quale io non ne sapevo nulla, e a casa mia sono tutti morti di quell'età e nessuno mi ha mai detto nulla, l'ho trovato qui. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo foschie o nebbie al mattino sulle vallate del Bellunese, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Cielo molto nuvoloso e spesso coperto un po' su tutte le province, ma in genere senza ulteriori conseguenze, maggiori schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove il cielo si manterrà piuttosto grigio e nuvoloso, anche con qualche precipitazione, specie sull'Udinese. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 15 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà molto nuvoloso, con piogge piuttosto diffuse al mattino. Un po' più asciutto a partire dal pomeriggio, con cielo comunque molto nuvoloso sui settori meridionali. Qualche spazio soleggiato in più sull'Alto Adige. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.